Allora, oggi abbiamo un ospite di quelli... così, subito. Chi è? È un ospite mascherato. Mano invisibile! Spider-Man. Ehi, assicuro! Spider-Man perché anche l'anno scorso è venuto qui e io con lui ho fatto delle ruote quando è venuto. Non è italiano. Settimana scorsa, dove siamo andati? A Baradili. Ok, cosa abbiamo fatto a Baradili? Abbiamo fatto Uno alla volta. Le Animeddas. E precisamente cosa sono queste Animeddas? sono delle creature Mitologiche. No? Non vi ricordate? Siamo andati a fare le Animeddas. Qual era la cosa dietro gli Animeddas? ricordare i morti. E come li ricordavamo? Prendendo cosa? Bella? Cosa ci abbiamo fatto con i dolcetti? Mangiare. E attraverso il nostro mangiarli. Arrivava ai morti. E com'era la frase? Campo cose animetta proteggere. La scorsa settimana siamo andati Non siamo appunto a Baradili e qualcuno ci vorrà condividere la sua parte preferita della giornata. Partiamo da Bea. La nostra di Pinocchio. Sì? Ti piacciono i modelli o in generale In generale. la storia? Qualcun altro è piaciuta la mostra di Pinocchio, la storia? Che colore è il turchino? Blu. Blu. Turchino, giusto? No, no. O non sei d'accordo? Che differenza c'è tra il turchino e il turchese? Che uno è turchino e l'altro è turchese. E qui c'è la base. Era bello quello. Stare che in sindaco. Ti interessava? Sì, però non sembrava molto che ero così felice perché, quando magari un sindaco magari ti piace vederlo è bello. Però quando magari un sindaco è famoso è bello. Però è anche bello anche conoscere i sindaci.
quel signore, adesso non lo so se era un amico del sindaco, quel signore che ha cantato quella canzone del campanile che era seduto nella panchina. Ah, sì, zio Antonio. Esatto. Il vecchio. Sì, anziano, sì. Non voglio. Nel mio palazzo ci sono tipo 110 persone e in quel paese 78. Immagino. Come è possibile? Oggi vedremo una Sardegna antichissima, molto più antica dei... Le avete mai visto un nuraghe? Sì. Ok. Dei reperti, lo sapete cosa sono i reperti? Sì, delle cose di più di 1162 anni fa. Perfetto, allora andiamo. Anche più di quando non esisteva il Anche più di tanto tempo fa. Quindi andiamo a vedere questo video, che anche se Vittorio non è con noi, ce l'avremo nel nostro video sotto forma di audio, e andiamo a imparare le nozioni necessarie per fare che cosa? Il Civerba! L'entusiasmo Bravo Diego! Noi siamo impossibili da fare! Ieri ho fatto una religione. Pensa per chi li deve creare i cruciverba. Ieri ho fatto una religione. Fai cruciverba? Il cruciverba. Voi! Andre! Maestra Matti fa tutti i cruciverba. È difficile copiarli, ma è più difficile metterli insieme. Con la stampatrice e No, basta che cerchi prima le foto di disegnati sul cruciverba. telefono, poi stampati e poi colorati. Che sembra così semplice. Una volta provate a farlo voi. Cosa ci dite? Io non ho detto che è semplice. È facile. Dai, una volta proviamo a farlo insieme. Vediamo un video e facciamo il cruciverba al Io contrario. non ho detto che era semplice. No, ma abbiamo avuto questa idea geniale. Ormai è andata. Noi siamo E la faremo fare a Diego! Un grande applauso! Lo inventerai tu il prossimo cruciverba. La Sardegna è una delle zone al mondo dove c'è una più alta densità di resti megalitici. La parola megalitico significa grande pietra, grande mega, pietra lito.
Come state ragazzi? Siete tutti già mascherati? Siete pronti all'attacco? Emozionati? Sì. Bene, anch'io molto. Allora, cosa vi state guardando qua dietro? È un video che abbiamo fatto con alcuni dei tuoi tanti murales, in giro per il mondo. Presento così ci conosciamo un po' meglio, così sappiamo con chi stiamo parlando. Si chiama codice identitario e ce l'hanno tutti gli artisti. È il modo che abbiamo per apparire alla società e per esporci come sto facendo io con voi stamattina. A parte questo, la street art lancia messaggi sociali spesso e volentieri. Alzi la mano chi ascolta musica trap, rap. Sono Riccardo. Secondo me musica trap perché secondo me le musiche trap sono tutte diverse perché puoi usare tutto lo stile che vuoi. Allora, secondo me la musica trap è qualcosa che ti dà anche energia, cioè a volte a me la musica trap mi fa sentire aggiornato, come si può dire, così energico, e quindi a volte anche a me piace disegnare. Purtroppo io sono disgrafica e quindi non sono proprio brava a disegnare, però io cerco di fare del mio meglio, a volte faccio anche tipo disegni come Scottex. È un artista di barzellette e io non lo faccio apposta, è proprio così che disegno, ma a me piace anche molto disegnare. Bravo Samu. Bravissimo Samu, ti facciamo tutti un applauso. Io sono daltonico e convivo con questo tipo di handicap, seppur piccolo, da tutta la vita e ne ho fatto il mio mestiere, quindi non ti devi assolutamente preoccupare. Mi chiamo Diego. Diego? Cosa vuoi dirci, Diego? Che mi piace molto disegnare pesci e altri animali. Quali sono gli altri animali? Facciamolo vedere un po' a tutti. Velociraptor. T-Rex. Il nome? Gabriel. Ti volevo chiedere, ma perché in un dipinto è scritto piccolo come un universo, se un universo gigante? Bravo. Bella chiave di lettura, bella analisi. Allora, il piccolo come un universo infatti è un ossimoro, nel senso che ho utilizzato un qualcosa di sconfinato e praticamente infinito come l'universo e l'ho capovolto come concetto. Infatti il concetto non è applicato all'universo vero e proprio, si chiama allegoria, è un qualcosa che faccio rassomigliare alle persone e è come se tu rappresentassi in questo momento l'universo. Ok, io sto dicendo che tu sei piccolo perché non sei alto 2 metri, ok, però sei allo stesso tempo grande come l'universo. Sto dicendo vagamente che tu hai delle grandi potenzialità. Anche che forse ho capito perché tu hai messo fra tutte le frasi, fra tutte le parole che potevi mettere in quel dipinto immagina, perché tu ti stai riferendo a tutti quei daltonici, secondo me, che dato che sono daltonici immaginano quel colore, un altro colore, e per rendere quell'opera d'arte più gioiosa. Come ti chiami? Ricordamelo? Leonardo. Esatto, devi sapere che l'arte in generale ha una caratteristica che si apre a 1000 chiavi di lettura.
è universale proprio per questo, perché è un linguaggio dove ciascuno dei fruitori, delle persone che la vedono, se stiamo parlando di arte di immagini pittorica, ne proietta quello che ha dentro, no? Le proprie emozioni, quindi diventa assolutamente soggettiva. È anche vero che la parola immagine è una parola universale, ok? E quindi può avere una miriade, cioè offre già di per sé a livello etimologico di significato miriade di chiavi di lettura. Non solo l'arte è soggettiva, coinvolgendo le emozioni, la chiave di lettura da giorno a giorno cambia completamente, perché io oggi ti racconto quello che è la mia percezione di quell'opera d'arte, però tra 10 anni probabilmente sarà un'altra. Sarà magari ancora più intensa come emozione, però sarà un'altra, è ovvio, è una cosa infatti che oscilla, che cambia, non è mai nulla di molto rigido. Allora, secondo te, secondo te tu ti sei mai commosso? Hai mai pianto? Nel senso, per certe cose che hai fatto delle opere d'arte, almeno tua madre che ti ha detto mettiti poco a disegnare che forse da grande diventerai un bravissimo pittore, e anche di notte anziché dormire ti intuffolavi sotto il letto e magari disegnavi di nascosto, cioè non, oppure tipo un esempio, anche quando eri a scuola ti portavi la tela, andavi in bagno e disegnavi lì in modo che nessuno ti vedeva, oppure non lo so, potevi disegnare in tanti motivi, perché visto che tu sei un artista, però una piccola domanda, potevi anche essere un po' più elegante. Al contrario che ti ha detto Samu, secondo me ti dona anche come sei vestito, perché le persone capiscono che sei una persona che apprendi molti disegni e apprendi anche quello che magari nei tuoi disegni fai mostrare. Grazie del complimento. Allora, adesso stavo disegnando un disegno e ho pensato di dartelo come un progetto. Ok. Ricordami il tuo nome. Diego è il creatore del T-Rex. Allora, questo mi sembra un uovo di T-Rex? No. È un uovo però. Come? Di gallinella. Di gallinella, ci sono andato vicino. Ok, ed è il progetto vero e proprio, giusto? Quindi può essere uno stimolo per il futuro disegno, perché l'uovo è l'inizio della vita, giusto? Me lo firmi che io me lo conservo. Intanto facciamo un applauso. E devo dire che per quanto mi riguarda io ho una profonda ammirazione complessamente per quello che tu manifesti attraverso i tuoi dipinti, una grandissima forza di comunicazione. Darvi il mio autografo, che per questioni logistiche anche legate al tempo ho già preparato, perché comunque per fare una firma, anche se una firma ci si mette diversi minuti, è la mia firma d'arte, Mano Invisible. Non lo prendiamo. Prego. Prego. Siete pronti, sì o no? Sì!
Wood però ha un dito veramente super sonico. Sono un eroe a portarmi al secondo posto, ma per ora è 5 su 5, quindi siamo una collega che però ha un po' più di tempo per ora. Vediamo un po' anche se Johnny Jazz riuscirà a recuperare, perché comunque nella rossa. Domus è 2-1,